È ancora vivo tra coloro che vi hanno partecipato il ricordo del successo della manifestazione svoltasi giovedì scorso al Castello Chiaramonte in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Una bella festa riuscita al di là delle aspettative grazie all'interesse di tutti. Non un flop quindi, ma un evento con una grande partecipazione di pubblico e nato allo scopo di valorizzare e difendere i principi di unità nazionale che ha visto, se non altro, parte attiva le tantissime associazioni giovanili presenti nel territorio favarese. Ed in merito alla serata, il dirigente del 6° Dipartimento Comunale Pubblica Istruzione, Sport, Beni e Attività Culturali, Spettacoli e Politiche Giovanili, dottor Michele Sorce, con una nota precisa che Auguri Italia 150 anni di noi è stata organizzata dal Comune di Favara con la collaborazione della Consulta Giovanile e con il supporto logistico di altre associazioni di volontariato. Ciò a differenza di quanto dichiarato dai ragazzi della Consulta Comunale Giovanile direttamente ai nostri microfoni. Sarebbe stato un successo anche perché abbiamo avuto la collaborazione dell'amministrazione, la collaborazione dei commercianti che ci hanno dato le cibare di stasera. Siamo riusciti in collaborazione all'ufficio Sport e Spettacolo di Carmelo Vitello, assessore. Siamo riusciti comunque ad organizzare un evento di questo genere. Siamo riusciti veramente in 48 ore e poco più a mettere in piedi la festa e l'organizzazione di oggi. Quando dico a mettere in piedi la festa non parlo solo dell'aspetto, diciamo così, pratico, ma anche dell'aspetto tecnico. L'abbiamo organizzata nei fatti e anche sbracciandoci, addobbando il castello, andando a recuperare gli sponsor. Un grande successo anche perché è stato tutto a costo zero. L'amministrazione ci ha concesso solo i locali e il supporto dell'assessorato di Carmelo Vitello. Nella nota del dottor Michele Sorce sono elencate anche le spese che l'ente ha sostenuto per la realizzazione della festa tricolore. Spese queste che comprendono manifesti, bandiere e altro materiale. Inoltre il dirigente Sorce evidenzia il suo personale interessamento per far sì che alla manifestazione potesse esserci una torta di 5 kg offerta dall'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini. Per il dirigente del 6° Dipartimento Comunale non ci sono dubbi invece sull'organizzazione del convegno che ha registrato gli interventi degli studiosi locali, evento questo, scrive Sorce, curato dall'Ufficio Comunale Cultura. Dare a Cesare quel che è di Cesare, si legge nella nota che si apre con un riferimento al nostro servizio trasmesso venerdì scorso. Ho letto con molta attenzione, scrive il dirigente Michele Sorce, la notizia sull'organizzazione dell'iniziativa. Con vivo rammarico, tra le righe, leggo, continua, che la manifestazione è stata organizzata dalla Consulta Giovanile e altre associazioni, mettendo, si legge ancora, completamente in ombra, se non a margine, il ruolo dell'istituzione comunale dell'ufficio Sport e Spettacolo. A scanso di equivoci e per giusta e corretta informazione, vi riproponiamo l'inizio del servizio citato nella nota di Sorce, dove noi attribuivamo la paternità dell'evento sia alla Consulta Giovanile Comunale che all'assessorato alle politiche giovanili, di cui per l'appunto Sorce è dirigente. Auguri Italia, 150 anni di noi, la prima manifestazione pubblica organizzata dalla Consulta Giovanile di Favara e dall'assessorato alle politiche giovanili è stato un successo di pubblico. Stessa attribuzione di meriti veniva fatta anche dall'assessore al ramo Carmelo Vitello durante la presentazione dell'evento. Questa grande festa dell'Unità d'Italia, il nostro 150° anniversario, organizzato dalla Consulta Giovanile, dall'amministrazione comunale, dall'assessorato che reggo io, è un'esperienza veramente bella, importante e significativa per la nostra città. Ci sarebbe piaciuto ovviamente nel corso della serata, così come fatto per i giovani della Consulta, per l'amministrazione e per il deputato locale Bosco, intervistare anche il dirigente Sorce, solo che durante le diverse ore della presenza di una nostra truppa al castello, forse per la tanta confusione e presenza massiccia di gente, non siamo riusciti a vederlo. Comunque, visto che la Consulta Comunale Giovanile è stata istituita dallo stesso Comune e ne è parte attiva, indipendentemente da chi abbia organizzato la festa dell'Unità d'Italia, se la Consulta Comunale o il Dipartimento, anch'esso comunale, l'importante è che la manifestazione sia riuscita bene e che i valori di unità trasmessi restano impressi a tutti per lungo tempo, a prescindere da chi si è speso lavorativamente ed economicamente.